a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, questi giorni ci hanno consegnato un'immagine che per una volta non è retorico esagerato dire passerà alla storia, che non solo finirà indubbiamente sui libri di storia, ma soprattutto cambia la storia in corso di svolgimento, incarna la storia mentre si fa. Ed è ovviamente l'immagine del presidente americano Donald Trump e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che parlano uno di fronte all'altro, occhi negli occhi, sotto la volta di San Pietro, che diventa a maggior ragione in questo caso la volta d'Occidente, ed è uno spartiacque anche probabilmente rispetto ai modi di risolvere la guerra, visto che nel frattempo Putin ha continuato a lanciare attacchi e Trump anche ieri ha chiaramente ribadito che sta perdendo la fiducia in Putin, la fiducia nel fatto che Putin voglia addivenire ad un accordo e che invece deve addivenire ad un accordo perché i tempi stringono, la pazienza americana anche. Questo è solo un mini riassunto del condensato simbolico di quella scena. Qual è la cosa bizzarra di questo weekend? Che nello stesso momento, nello stesso video, perché il video ha girato tantissimo in rete, andavano in scena due registri. Quello che vi ho appena riassunto è appunto il registro solenne della storia mentre si fa. E poi c'era un registro dissonante, stonato in quel luogo, in quel momento, che era un registro sostanzialmente da commedia, incarnato dal presidente francese, dal Napoleone inverosimile, dal Bonaparte immaginario, Emmanuel Macron, o Micron, come ormai è sempre più evidente anche dal suo agire. E sì, perché avrete visto, molti di voi avranno visto il video in cui è palese il tentativo di Macron di imbucarsi e far diventare il vertice a due un vertice a tre. La scena è molto istruttiva perché ci sono Trump e Zelensky che si stanno già allontanando da tutti per andare chiaramente a interloquire. A quel punto arriva un affannato Macron che, con la scusa di stringere le mani, fa chiaramente per unirsi al duo, tant'è che indica anche le sedie che sono davanti a loro. Si vede un Trump cortese ma fermo che si mette davanti a Macron, fa anche gesto con la mano di fermarsi. I tre parlottano. Tra l'altro il Sun ha interpellato una esperta britannica di lettura del labiale, secondo la quale Trump avrebbe detto a Macron: non sei nel posto giusto qui. Ho bisogno che tu mi faccia un favore, non dovresti essere qui. A quel punto Macron si gira, guarda Zelensky che annuisce, che Zelensky non può, ma probabilmente non vuole uscire dallo schema trampiano. Ha capito che dalla guerra, che è in primis la tragedia del suo popolo e della sua nazione, se ne esce seguendo lo schema trampiano. Quindi annuisce. A quel punto Macron, che ormai è più adeguato, batte in ritirata e si farà solo la photo opportunity a margine, diciamo, del dialogo storico e quasi metafisico sotto la volta di San Pietro dei due insieme a Starmer, per cui qualche giornalone ha potuto straparlare di vertice a quattro, o come dire, ormai abdicando qualunque canone di verosimiglianza. Il vertice è stato chiaramente a due, c'è stata chiaramente la disfatta, la caduta simbolica, comunicativa, definitiva di questo aspirante Bonaparte, che è, come dire, una disfatta comunicativa che è il termine di un percorso, perché voi sapete, qui abbiamo provato a notarlo in diretta su Radio Libertà, che da quando c'è Donald Trump alla Casa Bianca, Macron ha preso a pretesto il dossier russo-ucraino per ritagliarsi appunto un'inverosimile posizione imperiale, neo-imperiale, neo-bonapartista, per candidarsi a guida militare e geopolitica dell'Europa, un rigurgito di bonapartismo fuori tempo massimo, appunto, tant'è che proprio offrì espressamente il suo ombrello militare, nucleare, diciamo un ombrello portatile, bucherellato rispetto
a quello russo e quello americano. E tant'è che Zelensky non si è minimamente convinto che il Bonaparte inverosimile sia un protettore verosimile. E nel video ce n'è stata la dimostrazione pratica, perché ha annuito chiaramente quando Trump, in estrema sintesi, gli ha detto: non dovresti essere qui, per favore allontanati, fammi dirimere la questione da leader del mondo libero quale sono. Diciamo che è veramente la caduta finale del Bonaparte inverosimile, che in parte era già venuta da tempo. Ormai questo video la rende plastica a livello globale. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio